La classifica del campionato di eccellenza è molto corta. Genova Calcio e Vado, che si affrontano al Ferrando, hanno 3 punti di differenza e la partita di oggi è determinante per gli equilibri dei piani alti della classifica. Terzo minuto parte bene il Vado con Uba Kent che si porta al centro e calcia sicuro. Si salva in corner Dondero. Al 17esimo la Genova Calcio è decisiva. Lanciato in avanti da Massara, Camoirano quando parte è imprendibile, così come il suo tiro brillante, 1-0. Azione immediatamente successiva, Ilardo in attacco fa proprio paura, sarebbe stato un raddoppio stupendo, ma la traversa gli nega la gioia del gol. 24esimo ci prova l'ex Genova Calcio Parodi a pareggiare i conti, ma la sua spizzicata non impensierisce Dondero. Primo tempo giocato ad alti ritmi, sull'1-0 si va negli spogliatoi e dagli spogliatoi è la squadra di casa a uscirne meglio. Dopo 2 minuti, grazie al traversone perfetto di De Martini, Massara allunga le distanze sul 2-0. 23esimo ancora Genova Calcio a provarci con il guizzo di De Martini che fa tutto da solo, si porta in area e va alla conclusione. Il Liante devia in angolo. 78esimo non si accontentano i locali e trovano anche la terza rete con Petracca Lepera che mette a segno uno splendido gol all'incrocio dei pali, da rivedere e rivedere. Il cambio è azzeccato per mister Balboni. A 5 minuti dalla fine occasione mancata per il Vado, Aurelio dalla sinistra mette in aria, Radaelli tocca male il pallone e non riesce a servire Parodi che era in ottima posizione. 89esimo l'arbitro Nuzzo di Seregno assegna un calcio di rigore al Vado per un fallo ai danni di Parodi. Rivediamo le immagini per valutare la scelta. Parodi stesso dal dischetto non sbaglia e insacca il gol del 3-1 finale. La Genova Calcio festeggia doppio sia per l'ottima partita e l'ottima vittoria sia per i 3 punti che valgono la testa della classifica.